Presentato all'interno della sala consiliare del Palazzo Comunale di Sora, la ricerca del professor Lucio Meglio, Le vie di Sora, saggio di socio-toponomastica urbana, pubblicata all'interno di un numero speciale della rivista scientifica Annali di Storia Sociale ed Ecclesiastica, edizioni Università di Cassino, al quale il Comune ha concesso il patrocinio onorifico. Ad introdurre i relatori presenti Ilaria Paulisso, che ha dato la parola per i saluti istituzionali al consigliere con delega alla toponomastica Francesco Monorchio. È davvero un piacere come amministrazione comunale accogliere nella casa comunale, in particolar modo nella sala consiliare del Comune di Sora, iniziative come questa, in quanto la toponomastica è un qualcosa di molto importante per una città, soprattutto per ciò che può rappresentare dal punto di vista sociale, culturale e storico della stessa. Promuovere uno studio che approfondisca ciò che riguarda la nostra città, la toponomastica della nostra città e di fatto la nostra cultura è un qualcosa di ottimo per l'intera comunità cittadina. In particolar modo va ringraziato decisamente il professor Lucio Meglio, in quanto questo studio può essere una pietra miliare, un qualcosa da cui partire per poter migliorare sempre nel rispetto di quella che è la storia. E come delegato alla toponomastica e presidente della commissione toponomastica, entro la fine del mandato faremo in modo che molte delle strade cittadine che al momento non hanno un nome e si collegano quindi con il loro nome alla via principale, al toponimo della via principale, faremo in modo che abbiano un nome diverso, che racconti qualcosa di quella zona, della nostra città, della nostra storia, affinché Sora possa essere, anche dal punto di vista toponomastico, una città che rispetta il suo passato ma che guarda al futuro e quindi rinnovata e migliorata. La ricerca è stata parte integrante di un progetto formativo realizzato con la classe terza B del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Sora, organizzato dalla professoressa Stefania Martini. Questo è stato un incontro importante con il professor Lucio Meglio, e da questi incontri con la classe terza B del Liceo Scientifico di Sora è nata questa pubblicazione del professore, ossia Le vie di Sora, sulla toponomastica sorana. Del resto la toponomastica è una disciplina complessa, anche affascinante, che ha a volte risvolti sorprendenti, perché attraverso essa conosciamo appunto la storia, la memoria dei nostri luoghi. E allora la collaborazione col professore è iniziata proprio per far riscoprire agli studenti quindicenni, sedicenni, quindi adolescenti, che poco magari hanno a che fare con racconti di storia di tanti secoli fa, è iniziata appunto questa collaborazione per far riscoprire loro le loro radici. Con questo volume Lucio Meglio, professore associato di Sociologia Unicas, ha voluto offrire un viaggio avvincente attraverso la storia, la cultura e l'identità della città volsca, perché Sora, con il suo patrimonio urbanistico ed architettonico, è uno scrigno millenario di storie e significati racchiusi nei nomi delle sue vie, viali, larghi, piazze e vicoli. Oggi presentiamo una ricerca più che una monografia, una ricerca iniziata un po' di anni fa, quando conducendo e scrivendo vari testi di storia locale ho iniziato a censire e a raccogliere i nominativi delle vie di Sora, delle strade di Sora. Vi erano e ci sono già nel passato studi che hanno affrontato questa tematica, e poi assieme al liceo scientifico, una classe del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Sora, grazie alla collaborazione della professoressa Stefania Martini, abbiamo realizzato un progetto di studio sulla toponomastica, o meglio sull'onomastica, che è comunque una disciplina anche scientifica ed accademica. E all'interno di questo progetto ho riaperto il cassetto, rielaborato, riorganizzato il materiale di raccolta, e è venuto fuori questo studio che ha censito 297 strade della nostra città, e per ognuna delle quali abbiamo ricostruito e il toponimo, quindi l'origine del nome della strada, e anche le singole biografie
biografie dei singoli cittadini e concittadini ai quali sono dedicate. Per questo, e in particolare per questo aspetto, ringrazio Vincenzo Lonzi, lo storico locale, che mi ha aiutato e ha collaborato in questa ricerca. È venuto fuori questo studio che abbiamo pubblicato all'interno di una rivista scientifica dell'Università di Cassino in poche copie, che saranno distribuite a tutti gli enti e le associazioni del territorio per poter avvicinare e far conoscere un aspetto importante della storia culturale della nostra città. Il grosso delle denominazioni stradali sono comunque del secondo dopoguerra, quindi quando si è data una nuova, o perlomeno si è andato a riorganizzare la denominazione delle strade cittadine all'indomani poi di quello che era invece che è stata l'intitolazione del periodo fascista, e da quel momento le strade grosso modo hanno mantenuto la loro intitolazione, e poi nel corso degli anni, soprattutto dal 2000 in poi, ci sono state nuove intitolazioni anche per ricordare figure più recenti, come ad esempio Luca Polsinelli, che è stato, diciamo, che rappresenta la parte più contemporanea della storia e della memoria della nostra città.